È stato il promotore dei primi 4 referendum per la separazione di Venezia e Mestre, una battaglia che ha iniziato fin dal lontano 1975, aprendo lui per primo la discussione sulla separazione di Venezia e Mestre in 2 comuni autonomi. L'avvocato veneziano Francesco Mario D'Elia ancora oggi è il leader del movimento da lui fondato per l'autonomia di Venezia e pur non risultando tra i promotori di questo quinto referendum, dal Lido di Venezia lancia la sua campagna per il sì. I mestrini e i veneziani devono andare al voto e devono votare sì al ripristino delle autonomie comunali di Venezia e Mestre. Questo è necessario per il loro destino, per il destino delle loro 2 comunità, quella di Mestre e quella di Venezia. Si andrà al voto il 1 dicembre, ma D'Elia non ha dubbi. Siamo 2 città diverse e quindi abbiamo il diritto e nel nostro interesse avere 2 organismi amministrativi che gestiscono il territorio di Mestre e il territorio di Venezia. Poi oggi abbiamo la città metropolitana, quindi tutti i problemi sovracomunali saranno coordinati e gestiti dalla città metropolitana. Lui, che è stato il promotore dei primi 4 referendum, lancia l'appello a favore della separazione. È un'occasione, io sono il coordinatore del movimento che ha presentato Movimento Autonomia Venezia, che è il movimento speculare a quello che c'è a Mestre dell'avvocato Chiaro Manni. Dobbiamo andare a ricostituire i 2 comuni autonomi, ribadisco, di Venezia e di Mestre. D'Elia invita infine la cittadinanza a tenere alta l'attenzione. Non fatevi ingannare da coloro che vi diranno vi terrorizzando, vi faranno il terrorismo per invitarvi a non andare a votare o a votare no. Viva Venezia, viva Mestre, città autonome.